Siamo in Comservizi Veneto durante una pausa del corso di laurea in governo delle amministrazioni con un gruppo di studenti che adesso ci daranno la loro opinione insieme con il direttore di Comservizi Veneto, Nicola Mazzoneto. Io direi che partiamo proprio da di qua, da sinistra. Qual è la vostra opinione? Io sono Luciano, vengo da Lugo di Vicenza e frequento il corso per arricchire il mio bagaglio professionale. Corso veramente interessante, anzi direi ottimo. Bene, Ciao, io sono Cristiana, Oh. sono di Padova, mi sono iscritta per un vecchio sogno nel cassetto e questa esperienza mi è servita molto sia per arricchire il mio bagaglio personale e anche mi ha dato strumenti per la professione. Mi chiamo Claudio, vengo da Jesolo, anch'io come Cristiana sto portando avanti un sogno che avevo ancora nel cassetto ancora da quando ero giovane e grazie a Confservizi si sta trasformando in realtà. Bene, direttore? Questa è un'esperienza di 3 anni, la ripeteremo anche nel prossimo anno accademico con il nuovo corso di laurea in SSE. SSE che vuol dire? È il governo del territorio, Benissimo. con prospettive europee. Bene. Salve, io sono Mirko, abito a Tezzi sul Brenta e anch'io concluderò quest'anno il corso di laurea in governo delle amministrazioni, sia per una questione prettamente personale ma anche per avere un'opportunità in campo lavorativo. Bene, quindi uniamo l'utile al dilettevole, quindi la passione Esatto. e il lavoro. Io sono Monica, vengo da Padova, anch'io sono al terzo anno, mi sto per laureare in governo dell'amministrazione, ho realizzato il mio sogno nel cassetto e ho avuto sicuramente un'opportunità di arricchire la mia cultura sia a livello professionale ma anche proprio personale. Io concludo, sono Diego, abito a Portoviejo in provincia di Rovigo, sottoscrivo quanto hanno detto i miei amici e il professor Mazzoneto e aggiungo che uno dei grossi vantaggi di Conservizi è quello di riuscire a frequentare le lezioni pur essendo studenti lavoratori, il che non è trascurabile. Probabilmente non ce l'avrei fatta a frequentare se fossi stato in facoltà. Bene, quindi abbiamo personale delle pubbliche amministrazioni, delle aziende e con questo, grazie di questi vostri contributi e ci vediamo alla prossima allora. Ciao! Bye bye, ciao.